Tu chiamale se vuoi emozioni, è stato il ritornello della famosa canzone di Lucio Battisti a dare il titolo al convegno che si è tenuto ad Ossona di Casier. Ma quando si parla di risparmi e di investimenti, le emozioni devono essere controllate. Lo sanno bene le migliaia di famiglie venete che hanno perso tutto nel crack delle popolari, ma anche i milioni di risparmiatori italiani che hanno vissuto sulla propria pelle le vicissitudini del sistema bancario. Tanto che ora la paura di investire ha avuto il sopravvento. Secondo Banca Italia, i risparmi non investiti ammontano alla cifra record di 1.400 miliardi, soldi liquidi parcheggiati nei conti correnti che però a lungo termine possono diventare una forma di accantonamento controproducente. Centromarca Banca ha organizzato la serata per spiegare ai soci strategie e linee guida per scegliere gli investimenti. Si tende molte volte a comprare i titoli quando le quotazioni sono molto elevate oppure a vendere quando le quotazioni sono troppo basse, perché seguiamo le emozioni, seguiamo i rialzi dei mercati di ogni giorno oppure il panico il crollo dei mercati, seguendo appunto le emozioni, seguendo quello che fanno gli altri. Invece il miglior alleato è un consulente affidabile, uno specialista con il quale costruire una corretta pianificazione finanziaria, una pianificazione finanziaria che guarda verso il futuro, che ci chiama a immaginare il film della nostra vita per poter predisporre un piano di risparmio coerente con i propri obiettivi e con i propri progetti. La sala gremita ha ascoltato i consigli degli esperti di GAM Italia, società indipendente di gestione del risparmio. Sono 2 le regole importanti, quelle fondamentali per non incappare in sbagli irreparabili. 1. Dotarsi di un metodo e rimanere fedeli a questo metodo. 2. Farsi aiutare dalla consulenza professionale, perché è un mondo troppo complesso per poter pensare, sarebbe pazzesco pensare di poter fare da soli. Non è sempre facile essere informati su come e dove investire bene il proprio denaro. Le opportunità sono differenti ed è quindi importante, se non addirittura essenziale, trovare un alleato affidabile, un consulente con il quale costruire una corretta pianificazione finanziaria. Gli anni 90, quelli dei facili guadagni in borsa, ma anche quelli dei rendimenti sicuri, sono finiti. Ora servono scelte oculate ed in linea con i propri obiettivi e le proprie capacità di risparmio. Farsi prendere dalle emozioni, soprattutto su tutto ciò che riguarda il mondo degli investimenti, è alquanto pericoloso, quindi è fondamentale rivolgersi a dei consulenti in grado di poter guidare il cliente e fare le scelte giuste.